you, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, veniamo da 2 vittorie di fila, bene così, andiamo a cercare subito l'avversario di questa puntata per cercare di continuare questa piccola striscia. Vedremo cosa ne riusciremo a fare. Come sempre, se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere in questa puntata. Detto ciò, vediamo che cosa succede, chi sarà il nostro avversario e vediamo se riusciamo a continuare questo piccolo trend positivo e giocheremo contro il VIP FC Football Club, non so che cazzo sia quella squadra. Comunque, che squadra è? Leicester, che è? No, non lo so, vabbè, non si sa, vediamo se ci sarà aiuto dalla regia. Vediamo, intanto abbiamo Lobotka, Lobotka e Zielinski che non giocano, allora mettiamo subito Traoré di nuovo in campo, Lobo, facciamo giocare Kajustio Den Donker, ragazzi, Kajustio Den Donker, faccio scegliere a voi, Kajustio Den Donker dice Aldo, va bene, Den Donker, vai. Lo sapevo. Allora facciamo Den Donker nel primo tempo e Cacista nel secondo, vai. Tanto è uguale. Cioè uguale in realtà relativamente, però facciamo iniziare Den Donker con l'ante Cacista. Voi mi fate questo pure è vero, lo facciamo al contrario, Aldo, non ti prendere collera, facciamo al contrario, perché c'ha la freccia verde pure, effettivamente. Ok, adesso è tutto ok. Informazione avversario, albero di Natale, Mambissa Carenildo, ok, Maradona Pempé, ok, no, sa, dicevo la squadra perché non so chi sia questo. Ok, si parte subito. Napoli VIP FC. Napoli VIP FC. Benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Mamma mia. Di oggi sono ideali per godersi al sta a livello di Vierà quel Rodri. Si parte, Caciuste, gira per il nuovo maestro. Nathan allarga per Di Lorenzo che gira subito per Politano che si gira. Politano prova il dribbling, Reinildo e se lo mangia. Attenzione, provano a ripartire subito loro con Kimmich. Caciuste, Maradona, attenzione, penetra Maradona. Wow, mi sono aperto totalmente. Meret ci salva. Mi sono inutilmente aperto. Ho aperto inutilmente, decidete voi. Calcio d'angolo, vanno a battere subito, attenzione, Rachmani può metterla fuori, ci riesce con Politano che la mette poi fuori verso Osimhen, si gira Osimhen, dribbling che se ne va, Victor Osimhen che prova ad andare da là, ma che cazzo ha fatto? Peccato, no? Non l'ho capita questa cosa io. Attenzione, Caciuste prova a chiudere, niente da fare, Maradona fermato da Di Lorenzo, palla per Traoré che allarga per Kvaratskhelia, si ferma Kvara, appoggia per Osimhen che la ridà a Kvaratskhelia, entra Kvara, appoggia per il maestro che arriva fin dentro il cross in mezzo, c'è Politano, che cazzo si è mangiato Politano? Che cazzo si è mangiato Politano, ragazzi? Incredibile. Caciuste prova a colpire di testa Traoré, la gira per Kvaratskhelia che cerca Osimhen dentro, niente da fare. Attenzione Anghissà, Caciuste in chiusura, attenzione non dobbiamo scoprirci, Rachmani, dentro la palla per Pempé, chiusura di nessuno, Pempé, Traoré, grande recupero palla, Osimhen cerca dentro Politano che prova ad andarsene, Matteo, recuperato da Reinildo, adesso provano ad andare a chiudere ancora, Caciuste, niente da fare, Anghissà allarga per Politano, dribbling di Politano, appoggia per Anghissà che prova a penetrare Anghissà dentro però sì, niente da fare, Politano, attenzione Traoré per Osimhen, la parata del portiere. Cart 9, quelle che io non compro mai perché mi scoccio e sono stupido. Attenzione, Mario Roe, palla per Rachmani che prova a spizzare dentro Caciuste, Osimhen, niente da fare, Osimhen ancora, incredibile.
Caciuste prova a recuperare quella palla, Caciuste recupera e addirittura si mette in posizione per andare a cross. Caciuste cross in mezzo, Osimhen non riesce a colpire Mario Rui, palla per Caciuste, dentro per Osimhen, appoggia per Anghissà, palla lenta. Traoré prova ad andare in chiusura, c'è Rodri, c'è Anghissà, grande recupero di Anghissà, palla per Politano, vede dentro Traoré che penetra, cerca Osimhen che si gira, chiuso da De Ligt, prova a ripartire loro ma Anghissà recupera palla, Nathan, errore accio di Nathan, grandissimo Caciuste qua. Rachmani dentro direttamente per Politano, palla troppo ambiziosa di Amir, provano a ripartire loro, attenzione Anghissà, deve andare a chiudere su Diego, Nathan su Pepe, grande Nathan su Pepe, e poi Mario Rui che allarga per Kvaratskhelia, attenzione Kvara, cerca Mario Rui, errore qui, ci scopriamo un po', Kvara prova a recuperare, c'è Caciuste, Mario Rui, proviamo a chiudere noi, niente da fare. Traoré, gran recupero palla e poi Anghissà. Palla per Politano, Anghissà, Osimhen, Traoré allarga per Politano che arriva, Politano, dentro la palla non passa, incredibile, eravamo andati in contropiede in maniera eccelsa ragazzi. Traoré recupera ancora palla, dentro per Osimhen, si gira Osimhen dentro per Politano che prova a penetrare in area, Reinildo fa un miracolo. Oh, chissà, recupera palla Zambo. Dentro per Politano, dribbling di Politano che se ne va, cerca Victor Osimhen che prende questa palla, Anghissà, torniamo indietro da Caciuste, Traoré, dentro per Kvaratskhelia, la parata, poi Anghissà se la allunga un po', se la porta fuori, attenzione. Palla lunga, Caciuste a colpire di testa, Traoré prova ad andare dentro da Kvaratskhelia che dribbla e se ne va, Kvaratskhelia prova ad alzarla, la mettono fuori, Politano, Caciuste, Mario Rui si gira per Politano, dentro per Kvara, la palla non passa, non riusciamo ad affondare definitivamente, Caciuste prova a metterla dentro per Kvaratskhelia, errore qui, Traoré recupera palla, Traoré dentro per Matteo Politano che cerca Osimhen, calcio d'angolo e lascio passare così, Valdo. Calcio d'angolo, stiamo premendo Mario Rui, soltanto uno battuto dagli avversari. Mario Rui andrà da Amir, Rachmani, attenzione Rachmani, provare a rimetterla dentro, la palla resta lì, la mettono fuori, palla dentro, Osimhen, cerca Politano, gran giocata di Osi per Matteo Politano che mette l'1-0 e mettiamo la freccia. Gran giocata di Osimhen per Matteo Politano. 1-0, passiamo noi. Pepe. Ah, grandissimo Traoré che sta giocando una gran partita. Traoré, palla per Osimhen, troppo complicata probabilmente, palla dentro, Caciuste, Di Lorenzo allarga subito per Politano, dribbling di Politano, fallo su Politano, è vero, la Giagagnà, devo cambiare, ci stavo pensando proprio poco fa. Palla dentro, palla Politano, Caciuste da subito, palla a Kvaratskhelia che si gira, cerca il maestro Mario Rui che si ferma, ma il difensore lo aspettava lì, provano a ripartire, Caciuste, errore qui, niente da fare, proviamo a recuperare con Caciuste che si mette davanti a Neymar e finisce il primo tempo 1-0 grazie a Matteo Politano. 1-0, ok. Sorprende, ma hanno raccolto meno del seminato. Non devono abbassare la guardia nella seconda parte. Ripartono loro, attenzione. Maradona, arriva Caciuste, Maradona se ne va, ma arriva Nathan. Di Lorenzo, palla per Mario Rui che allarga subito per Kvaratskhelia, ferma Kvara, palla per Traoré che appoggia Osimhen dentro per Kvaratskhelia che sta arrivando, Kvara l'alza, Osimhen traversa, ragazzi, ma che gol si stanno divorando, ma siamo seri? Questa però è sfortuna, Fabio, la traversa gli ha negato il gol, ma il tiro resta eccezionale. Incredibile, ragazzi. Cosa si divora Osimhen, poi Di Lorenzo, palla per Traoré che allarga subito per Kvaratskhelia che si gira e prova ad andarsene, Kvara vede dentro Victor Osimhen che tira, la palla passa ma non entra,
Siamo andati vicinissimi ancora al 2-0. Caciuste, Traoré, Kvaratskhelia dentro subito per Osimhen che l'alza dall'altro lato, la mette fuori il portiere. Attenzione Kimmich che riesce a dribblare. Caciuste questa volta, proviamo ad aspettarli, attenzione, Mario Rui se ne vanno invece, non ci credo. Meret, no, mamma mia ragazzi, ce la caviamo qui con Meret che adesso può provare a rilanciare lungo. Alex Meret verso Osimhen che prova a metterla giù, niente da fare, provano ad attaccare loro. Kimmich, Anghissà dentro per Politano che si ferma, Politano cerca Victor Osimhen, Osimhen tacco per Traoré, troppo lento questo tacco. Caciuste la mette fuori, Anghissà sporca ma la palla arriva a Maradona. Caciuste prova ad andare in chiusura, niente da fare. Attenzione Rachmani, però si fa recuperare palla di nuovo da Pempe. Attenzione Pempe, palla dentro, Traoré la mette fuori. Osimhen niente da fare, provano a spingere adesso loro con Maradona. No, che cazzo ho fatto? È un momento cruciale per entrambe le squadre. Che cazzo ho fatto? Da solo contro il portiere per cercare il pareggio. C'è bisogno Pempe contro Meret. Pempe contro Meret, centrale ovviamente. Che cazzo ho fatto? Ragazzi, follia, follia, follia da parte mia. Osimhen dentro per Traoré, non riesce a girarla per Kvaratskhelia. Ragazzi, ho fatto una follia incredibile, mamma mia. Nathan, palla dentro per Kvara, appoggia per Traoré che si gira, Traoré dentro per Osimhen che prova a cercare Politano, niente da fare. Caciuste, palla per Anghissà che si fa scippare palla, attenzione, torna Anghissà, recupera palla soprattutto Rachmani, si allunga la palla stupidamente Rachmani, attenzione, maestro, recupera su Neymar. Dentro per Caciuste, alla da Traoré male, serve qualche cambio. Caciuste ancora, Kvaratskhelia dentro per Traoré, no perché? Maro, che peccato ragazzi, ho preso il rigore di merda. Attenzione Pempe, chiude Rachmani qui, palla per Anghissà, larga per Politano, Politano dribbling e se ne va, rientra Politano, cerca Osimhen dentro, Osi recupera questa palla, Osimhen la appoggia a Matteo Politano, prova il dribbling Politano, cerca Osimhen, però era andato giustamente più in area. Anghissà prova a recuperare questa palla dentro per Politano, Politano dribbling di Matteo Politano, prova a rientrare Matteo, chiuso da Reinildo. Rachmani a colpire di testa Traoré dentro per Osimhen che si gira, Osimhen Catrota Caciuste, Anghissà, attenzione Anghissà, recupero palla, Nathan Mario Rui allarga Rui, palla per Kvaratskhelia dentro per Traoré, la palla non passa, Traoré incredibile, provano a lanciare lungo Di Lorenzo, prova a colpire Anghissà di testa, niente da fare, palla fuori, facciamo subito qualche cambio. Trequartista? Ok, perché Traoré è stanchissimo, mettiamo sicuramente Raspadori, lo metto Raspadori trequartista, ma sì. Più che tre però, no, Raspadori è quartista no, allora un attimo solo. Raspadori di là, seconda punta. Trequartista facciamo giocare Nistrom. Anzi, ecco qua. Caciuste qua. Fuori Zambo mediano. Con metto Dendonker però, ok. Ok, Mazzocchi on fire, ok, con Nathan che è stanco e va bene così. Andiamo con questa disposizione tattica. Vediamo se riusciamo a riprenderla, voglio. Una follia.
Attenzione Mazzocchi, palla per Di Lorenzo che prova ad alzarla verso Raspadori, che prova a prendere questa palla, niente da fare, Caciuste, Lindstrom, Raspadori si gira, se ne va Raspadori, Giacomino, scende Raspadori, la appoggia dietro a Mazzocchi, Mazzocchi cerca dentro, non era un'idea malvagia per Raspadori, niente da fare, attaccano loro con Messi, Di Lorenzo allarga per Kvaratskhelia, si gira Kvara, prova il dribbling, non se ne va Kvaratskhelia, palla dentro, provano ad attaccare loro, attenzione Mario Rui in chiusura, Mario Rui si gira e se ne va Rui, la allarga per Kvaratskhelia, si gira Kvara, dentro per Lindstrom, Lindstrom si ferma, perché il coso speciale? Non si sa, provano ad attaccare loro, Dendoncker, Ronaldo chiude, Di Lorenzo, mamma mia, Caciuste, fermato Caciuste, chiude Dendoncker, che va da Raspadori, che non riesce a girare, ci voglio provare, no? Attenzione Rachmani, deve chiudere Amir su Ronaldo, niente da fare, Wan-Bissaka, andare al cross a Bissaka, Lindstrom la mette fuori, verso Kvaratskhelia che prova ad andare lungo Dangong, niente da fare, finisce qui ragazzi, una partita incredibile, 1-1, follia assurda, buttato una partita in eccesso, male così, ci becchiamo il primo pareggio in questa divisione, follia di Caciuste ma follia mia chiaramente, 1-1, aumentiamo di un punto ridicolo, ma va bene così e ci vediamo alla prossima puntata.